Adesso, Amaretto di Saronno. Questa è la storia di un amore, come ce ne sono tanti. La cosa strana è che il mio amore è nato e cresciuto nei ristoranti. Stasera voglio leggervi un brano piuttosto bello di un autore italiano veramente impegnato. La prima volta che l'ho vista stava mangiando una fetta di arista. Poi ci vedemmo in un altro posto. Lei divorava un bel pollo arrosto. Questa storia la conosco. Io non osavo. Un giorno arriva, gli faccio un inchino. Stava facendo uno spuntino. Avevo in mano un mazzetto di viole. Lei, un po' commossa, ordinò 2 braciole. Ero davvero molto contenta, con le braciola arrivò la polenta. Lui era lì, mi guardava negli occhi, presi una doppia porzione di gnocchi. L'amore che vien che va. Signore e signori, Ombretta Colli, Grazie. complimenti. Oh, mi pare che l'autore sia un certo Gaber, tu lo conosci? Ma vagamente. Certo che l'impegno nelle tue canzoni non manca, eh? Ah, io impegnata o niente? Non mi prendi in giro? Ti sembro il tipo? Sì. Sarò serissimo. I tuoi programmi futuri? L'Africa del Nord. A cantare? No, in vacanza. Allora prima di partire devi farci sentire la tua ultima canzone. Ma così, senza musica, senza atmosfera, senza neppure un presentatore. Beh, se permettete, posso provarci io. Signore e signori, Ombretta Colli in... Tutte le volte. A tutte le volte, meno che una. Tutte le volte che faccio stufato, mio amore mi dice che è un poco bruciato. Quando invece gli faccio frittata, mio amore mi dice che è troppo salata. Tutte le volte che attacco un bottone, mio amore mi dice non metto attenzione. Quando invece gli faccio un rattoppo, mio amore mi dice che si vede troppo. Bravo. Grazie. Un'altra bellissima canzone. Sono sicuro che avrà un grande successo. Speriamo. E adesso? Adesso, Amaretto di Saronno. Amaretto di Saronno. Un liquore moderno ricavato da un'antica ricetta. Amaretto di Saronno, distillato dalla Ilva. Adesso, Amaretto di Saronno.